Si è parlato di giovani e di filosofia ad Agrigento in un noto albergo cittadino alla presenza del filosofo Diego Fusaro, che ha anche presentato il nuovo partito Vox Italia, definito meglio come il primo partito ideologico dell'età post-ideologica, e raccoglierà i delusi dal fallimento giallo-verde e potrebbe essere il primo passo di riscossa sovranista. Il nostro motto, ha detto Fusaro, è i valori di destra e dei di sinistra. Tanti gli esponenti agrigentini che hanno accolto con curiosità l'invito e hanno partecipato all'assemblea cittadina. Siamo ad Agrigento per la presentazione del mio ultimo libro Globalizzazione, la lotta di classe al tempo del populismo, edito da Rizzoli, e nell'occasione anche per il lancio del circolo di Vox Italie su Agrigento, il partito sovranista, populista e socialista recentemente nato, che anche ad Agrigento apre un suo circolo. Quindi uniamo il momento culturale a quello politico, perché uno dei fondamenti di Vox è proprio quello di fondarsi sulla cultura ed essere un partito culturale. Vi collocate dove nell'arco politico? Noi ci collochiamo al di là di destra e sinistra, o se preferisce insieme a destra e sinistra. Abbiamo valori di destra e idee di sinistra, se vogliamo dire così. Abbiamo valori di destra come il senso della nazione, della patria, di Dio, e abbiamo idee di sinistra perché crediamo nel riscatto delle classi lavoratrici, nella solidarietà, nel socialismo e nell'idea essenzialmente di una solidarietà di individui liberi e uguali. Qual è l'obiettivo politico che vi proponete? L'obiettivo politico che ci proponiamo è anzitutto il pieno recupero della sovranità nazionale come base della democrazia e dei diritti, e quindi ciò si determina nell'uscita dall'Unione Europea, dalla Nato e da tutti gli organismi sovranazionali che limitano gli spazi concreti della democrazia. Concretamente c'è una discesa in campo fattiva anche alle prossime elezioni? Del partito Vox, dunque io sono l'ideologo, quindi non seguo direttamente i movimenti, auspico di sì. Una valutazione dell'attuale momento politico che stiamo vivendo in Italia? È un momento di riflusso dopo la positiva esperienza giallo-verde. La nuova esperienza giallo-fucsia segna, a mio giudizio, un arretramento, segna il trionfo del banco liberista, se vogliamo definirlo così, e quindi non è un buon momento. Come valuta questo movimento delle sardine? Lo ritengo un movimento conservativo, ad alto gradimento del potere, ed essenzialmente un movimento che nell'atto stesso con cui simula una contestazione radicale dell'ordine in realtà lo rinsalda e lo mantiene così com'è. Infatti non si parla mai di contraddizioni economiche, sociali, si parla solo di antifascismo, antipopulismo e così via. Questa ascesa della Lega? Questa discesa vorrà dire, perché mi pare che stiano calando nei sondaggi più recenti. Credo che questa discesa della Lega in termini di gradimento dipenda dal fatto che sta abbandonando il tema portante dell'uscita dall'Unione Europea, ha appoggiato in parte anche la possibile elezione di Mario Draghi, e quindi l'elettorato della Lega forse è un po' smarrito. Ci saranno contatti col PD? Noi siamo aperti a tutte le forze che si riconoscano in alcuni punti salienti come il recupero della sovranità nazionale. Se il PD cambierà rotta, allo stato dell'arte è il partito più europeista che ci sia, quindi più lontano dall'obiettivo della sovranità nazionale, ma se cambierà rotta sarà un piacere poter dialogare anche con il PD. Questo partito è un partito giovanissimo, nato a settembre, grazie anche all'intervento di Diego Fusaro, che è l'ideologo di questo partito. Lui ha delle idee, praticamente valori di destra e idee di sinistra, quindi la promozione della famiglia, il valore della famiglia, il lavoro, tutte quelle problematiche e quei valori che sono stati persi dalla politica recente e che sussistevano 30-40 anni fa. In particolare anche un'idea innovativa in materia di Unione Europea, in particolare sull'euro, perché lui dice che non è un mezzo di pagamento ma è uno strumento di forza di un popolo rispetto agli altri. È davvero così. Noi stiamo crescendo. Ho ricevuto delle proposte di avvicinamento da parte della provincia di Palermo, di Trapani, Agrigento e Caltanissetta.
in particolar modo Palermo. C'è entusiasmo, noi vogliamo crescere e vogliamo creare qualcosa di nuovo anche nella nostra provincia. Ci sarà una scesa in campo vostra per le prossime elezioni? Saremo insieme alla direzione nazionale se fare una lista tutta nostra per le elezioni comunali di Agrigento e l'eventuale candidato a sindaco, se ci sarà ovviamente appoggeremo qualcuno in maniera concorde.